Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Friulandia, lo sport tra gli amatori. Quest'oggi parleremo di motocross e parleremo naturalmente di calcio amatoriale. Cominciamo con i motori, abbiamo qui ospite il signor Nicola De Boni, che è il presidente della Motoclub Vafna di Trieste. Buonasera, signor Nicola. Buonasera. Intanto, che tipo di associazione è il Motoclub Vafna e cosa si propone? Allora, il nostro motoclub si occupa di due ruote sostanzialmente e in maniera principale di motocross, quindi motocross, enduro e attività fuoristradistiche. Oltre abbiamo una sezione che si dedica anche al motociclismo turistico, diciamo, quindi moto d'epoca, moto turistiche, viaggi, eccetera. Siamo in regione uno dei pochi motoclub che gestisce una pista di motocross, cosa che insomma un po' ci distingue dagli altri, e facciamo varie attività appunto in questi due campi. E siete affiliati sia alla Federazione Motoristica Italiana, giusto? Esatto. Sia all'Oxen. Come mai, diciamo, vi siete affiliati anche all'Oxen? Per dare, diciamo, più possibilità intanto ai soci potenziali e inoltre per fare attività promozionali, in quanto l'FMI sostanzialmente si occupa più di gare e, diciamo, allenamenti di un certo livello. Xen ci aiuta tanto con appunto attività promozionali, quindi tutto quello che compete, Un po' più amatoriale, esatto, rispetto a quello che l'iniziare, diciamo, un percorso di un certo tipo. Vafna è un nome un po' particolare, no? Ne parlavamo fuori onda. Cosa significa? Diciamo che è un grido di battaglia, è considerato un grido di battaglia, fa parte di un'opera lirica, è nato ancora negli anni 70, quando mio padre ha cominciato a costruire moto, a fare gare. Il primo Vafna Team risale appunto al 71. Quindi è datato, quindi insomma, sì, qualche è datato, anno di e esperienza. in famiglia amiamo portare avanti alcune idee. Prima diceva che avevate un circuito attrezzato che è l'unico in regione, se non ricordo male. Come utilizzate questo circuito e diciamo, quali caratteristiche ha questa pista? Allora, la pista è il Vafna Motopark. Mi ha chiamato Motopark perché appunto vuole essere Ecco, ricordiamo dov'è il sito proprio. È a Ronchi dei Legionari, molto vicino all'autostrada. Da quanto ho parlato anche con altre persone, è una delle piste più vicine a uno svincolo autostradale, perché di solito sono molto più lontane, nascoste per ovvi motivi. Il Vafna Motopark vuole essere un piccolo, diciamo, centro, almeno a livello regionale, dedicato agli sport fuoristradistici su due ruote. Il park è composto da una pista di motocross, quindi con tutti gli ostacoli naturali che la compongono, e di una pista di mini cross per bambini, dove facciamo anche appunto corsi e altre cose, e abbiamo un piccolo tracciato di extreme enduro, ovvero ostacoli più difficili che vengono trovati normalmente in gare di enduro. Abbiamo due rampe da freestyle, che è una cosa abbastanza, diciamo, particolare, in regione siamo gli unici e anche nel nord Italia non è, diciamo, una cosa molto popolare. E stiamo attrezzando anche altre cose, stiamo pensando di fare una zona per il trial e anche per le BMX, per biciclette e mountain bike. Quello Quindi è un progetto futuro. È un progetto, sì, che diciamo si sta evolvendo pian pianino da 3 anni a questa parte. Voi però attualmente proponete sia motocross sia enduro, no? Per i profani, quali sono le differenze sostanziali tra queste due categorie? Allora, il motocross è la guida della moto fuoristradistica sul circuito, quindi su una pista, su un circuito chiuso. L'enduro di base viene fatto sia, tra virgolette, in giro, quindi campi come anche montagna, eccetera, e le gare di enduro sono anche, appunto, si sviluppano su percorsi, parte su strada, parte su fuoristrada. E l'enduro purtroppo è una specialità che ultimamente ha avuto molti problemi, praticamente di carattere legale e pratico, ovvero trovare posti dove poter andare con la moto liberamente diventa sempre più difficile, quindi noi cerchiamo sempre di spingere più verso il motocross, che è più sicuro da un punto di vista, perché viene fatto su un circuito chiuso.
diventa anche difficile gestire sempre di più le associazioni, no? Per cui per questo motivo abbiamo provato a interpellare il dottor Latorre, che è un tributarista, al quale abbiamo posto alcuni quesiti. Via col servizio. Allora, dottor Latorre, per un gruppo di amatori che deve costituire un'associazione ci sono degli oneri. Uno di questi è lo statuto. In sintesi, quali diciamo, gli obblighi principali che devono essere scritti, comunque la scrittura come deve essere fatta per questo tipo di associazione? Certo, per quanto riguarda la normativa tributaria di riferimento, si parla in questo caso del testo unico delle imposte sui redditi, l'articolo 148, ottavo comma. Lo statuto è il Vangelo dell'associazione, è quello strumento attraverso cui viene regolata la gestione dell'associazione. Ovviamente lo statuto è una libera scelta degli associati, ben potendo derogare a tanti obblighi di carattere normativo. Per poter decommercializzare le cosiddette entrate istituzionali, cioè per non dover pagare le tasse sulle quote associative piuttosto che le rette pagate dai frequentatori delle palestre, piuttosto che da coloro che svolgono attività calcistica, basket e quant'altro, è necessario che lo statuto dell'associazione abbia un contenuto minimo, ripeto, il 148 ottavo comma del TUIR stabilisce queste regole. Io non le dirò tutte quante, ne dirò alcune le principali. Ritengo che la più importante sia quella della massima trasparenza nella gestione. Quindi ogni associazione deve dichiarare all'interno del proprio statuto che tutti i soggetti possono accedere liberamente ai documenti dell'associazione. Altro concetto importante è quello della democraticità, quindi della figura del soggetto, dell'associato, che indipendentemente dalla quota associativa, all'interno delle associazioni noi sappiamo avere la figura dell'associato ordinario, dell'associato sostenitore e via dicendo, è importante solamente che qualunque sia, dico anche l'entità della quota associativa versata, quegli associati rispondano tutti alla regola una testa, un voto. È altresì importante, e qui ritengo che sia uno degli argomenti più gettonati quando ci sono controlli o verifiche, ma prestare particolare attenzione a come si diventa e come si perde la qualifica di associato. Queste regole devono essere contenute dentro lo statuto. Bene, rieccoci in studio, siamo sempre con Nicola De Boni, presidente del Motoclub Vafna Trieste. Nicola, dicevi prima che tenete anche dei corsi. A chi sono rivolti questi corsi? Allora, abbiamo corsi di due tipi. Abbiamo corsi base per adulti e bambini, quindi per chi non ha mai fatto, siano bambini dai 5 anni in su. Siamo arrivati anche fino ai 4 anni e mezzo con una bambina, è stato particolarmente difficile, ma riusciva a fare qualcosa, e quindi dai bambini dai 5 ai 14 anni corsi base, e per adulti quindi dai 14 fino ai 99 possibilmente, e per chi vuole iniziare, per chi vuole vedere, per chi vuole capire cosa si intende per motocross per fuoristrada, e quindi anche per chi non ha l'attrezzatura, per chi non è mai stato su una moto in fuoristrada, eccetera. Per iniziare questi corsi che equipaggiamento bisogna possedere? Per i corsi base non è richiesto niente all'infuori di sana e robusta costituzione, quindi essere fisicamente pronti per lo sforzo. Tutto l'equipaggiamento viene fornito da noi, quindi abbigliamento protettivo, casco, guanti, protezioni, la moto, gli istruttori che seguono un percorso chiuso, semplice, eccetera. Avete dei siti dove eventualmente qualcuno può Abbiamo il nostro informarsi? sito che è vafna.it, www.vafna.it, dove c'è spiegato appunto tutto quanto sui corsi base per bambini e adulti. E partono in che periodo dell'anno solitamente? E di solito facciamo solo una pausa invernale, quindi dicembre-gennaio è un po' più difficile organizzare causa il tempo, causa le piogge, il freddo, eccetera. Se no durante l'anno sono sempre attivi. Visitando il vostro sito poi ho visto, mi è nata una curiosità, perché ho visto che c'è una sezione definita la Moto de Ferro, se non ho letto male. Esatto. A cosa si riferisce? La Moto de Ferro appunto è la nostra sezione turistica moto d'epoca.
E chiaramente le moto, se sono d'epoca, sono de ferro, perché non potrebbero essere altrimenti. Ed è la sezione dedicata appunto agli appassionati della moto su asfalto, quindi chi fa viaggi, chi raccoglie moto, a chi piace restaurarle. La moto de ferro, rispetto ad altri club che si occupano di moto d'epoca, è più diciamo indicata per chi la moto la usa, quindi per chi ha la moto di 30-40 anni ma ci va a lavorare anche ogni giorno. I veri appassionati. I veri appassionati, esatto. Senti, voi avete anche una squadra che fa proprio agonismo? Abbiamo anche una squadra agonistica, abbiamo dei piloti che sono impegnati nei campionati regionali e anche dal prossimo anno un pilota sarà nel campionato italiano. Difatti organizziamo corsi avanzati oltre a quelli base, quindi corsi per chi vuole migliorare, per chi già va in moto ma vuole perfezionare la sua velocità. Cerchiamo di seguire e di aiutare i nostri piloti nel campionato, fornendo più possibile, grazie anche agli sponsor e supporto. Senti, ma ci sono altre associazioni in regione che fanno la stessa vostra attività o siete, diciamo, gli unici tenutari di questa attività? Abbiamo a livello XEN, quindi a livello promozionale, ci sono altre 2 associazioni che appunto anche loro organizzano corsi, sia con i loro istruttori che con i settori esterni, e più però magari verso l'enduro che verso il cross, un misto. Dunque c'è una collaborazione a livello c'è una collaborazione, assolutamente, con queste associazioni del territorio. Senti, ma parliamo così ultimamente di sicurezza. Quali sono, diciamo, le caratteristiche? Cioè, la sicurezza nel motocross credo sia importante, no? Come riuscite a definire un atleta, come dire, pronto e uno non pronto? Dunque, il motocross, non tutti lo sanno, è uno sport che impegna il fisico tantissimo, quindi parecchie sollecitazioni, no? Sollecitazioni non solo, ma anche lo sforzo fisico stesso, cioè il motocross, a differenza di altri sport, è uno sforzo prolungato e costante. Ovvero una gara, ad esempio un allenamento può trarsi per 20, 25, 30 minuti, lo sforzo è sempre uguale, a differenza di altri sport in cui si fa lo scatto e dopo ci si può riposare, diciamo. E da un punto di vista di mobilità chiaramente occorre sviluppare quanto più forza, destrezza, eccetera. Sì, infatti i nostri piloti che sono a livello un po' superiore fanno palestra, fanno bicicletta, fanno nuoto. Quindi per prepararsi. Sono delle cose specifiche chiaramente. Su cui si possono... Dopodiché più uno gira, più tempo passa in moto e più può dirsi pronto o meno pronto. Bene, era Nicola De Boni, lo ringraziamo, il tempo a nostra disposizione è finito, lanciamo la pausa pubblicitaria, ci rivediamo nella seconda parte. Buonasera, rieccoci in studio, abbiamo cambiato decisamente gli ospiti. A rappresentare la Dinamo Corda Faedi, squadra che milita in eccellenza nelle Friuli Collinari di calcio a 11, abbiamo Lazzaro Giuliano, buonasera. Buonasera. Vinazza Aldo, che è il mister, Simone Grando, che è uno dei giocatori, e Pitolo Gabriele, che è giocatore e dirigente. No? Buonasera. Buonasera a tutti voi. Partiamo da Giuliano. Giuliano, nel 93 nasce la Dinamo Corda, no? Sì. Sotto un grido che no sorelli, no ploe, lune, se non ricordo male. Sì, no sorelli, no ploe, lune. Qual è il motivo, diciamo, di questa espressione? Beh, diciamo intanto la nascita di questo nome, che è Dinamo Corda, nasce, da Dinamo, dalle compagini più famose di calcio dell'Est, no? Corda perché c'è una via a Faedis che si chiama proprio via Quarde, quindi da qui nasce insomma il nome Dinamo Corda. Un gruppo di amici così che hanno organizzato questa squadra, insomma, appassionati del calcio ma anche del dopo partita. Quindi no sorelli, questa frase insomma deriva un po' da questo spirito del dopo partita, ecco. E voi il dopo partita mi pare che adesso li state facendo anche bene, perché avete la possibilità di disporre di un campo di calcio, no? Avete la vostra cosiddetta arena, no? Se le note sì, diciamo locali non citano frasi inesatte. Sì. Cosa vuol dire di poter disporre di un campo gestito esclusivamente da voi? Beh, ovviamente è tutta un'altra cosa, insomma, quest'anno ci abbiamo lavorato moltissimo per avere questo campo che per noi è di fondamentale importanza, intanto per quello che è, voglio dire, il poter far intervenire insomma un po' tutta la popolazione a vedere la partita, il fatto di avere un buon chiosco fornito che ci permette quindi di dare un servizio
e un'ospitalità anche alle squadre avversarie, e poi avere un campo insomma, che possiamo gestire anche come fondo, come possibilità insomma, di giocare in un campo, un bel campo. Ecco. Gabriele, tu sei Pittolo, no? Sì. Sei uno dei veterani di questa squadra. Quali sono secondo te le virtù e i difetti che ha questa squadra? Beh sì, io sono praticamente il più vecchio della squadra in questo momento e la fortuna che abbiamo in questo momento è di poter mescolare sia persone di una certa età con una certa esperienza anche calcistica, che non sono io perché io arrivo dalla pallavolo, per cui sia l'entusiasmo dei giovani che sono venuti in questi anni a rafforzare il nostro gruppo, insomma, quindi una giusta miscela che ci permette insomma, in questo momento di ottenere dei buoni risultati. Quali sono i ragazzi o i dirigenti più rappresentativi, quelli che danno un valore aggiunto alla Dinamo Corda? Beh, la dirigenza, molta della dirigenza che ancora adesso c'è è quella storica che insomma è nata appunto negli anni nel 93-94. Abbiamo Giuliano, abbiamo Ivano Milocco che prima militava come portiere, adesso è diventato presidente. Abbiamo parecchia gente appunto di quell'epoca che comunque adesso è ben supportata anche da nuove leve che danno l'infa vitale per poter fare tutti i lavori, tutte le opere che poi in un anno calcistico insomma sono necessarie. E poi avete un mister che potrebbe essere considerato il Mourinho insomma, delle valli, insomma, no? Visto che in due anni ha ottenuto 2 promozioni, se non ricordo male, no Vinazza? Sicuro, sono orgoglioso anche di questa squadra. Qual è il segreto qua. di questa? Il segreto innanzitutto è perché facendo 2 allenamenti per settimana c'è compattezza della squadra, c'è partecipazione, nonostante essendo in tanti anche della rosa e tanti giovani non ne perdi neanche uno, perché se devo dire la verità siamo una media minima di 15 a un massimo di 22-23, quest'anno addirittura ho 25 nel rosa e quindi c'è una grossa difficoltà anche perché visto che bisogna convocarne 18 e 18 non è facile fare la scelta, anche perché essendo questa massiccia presenza in allenamento quindi diventa difficile il giovedì sera mandare via l'email per fare la convocazione della squadra. Comunque il segreto è che essendo tanti giovani e la media d'altronde e sicuramente con il Pic o il Cecotto che è un difensore che ha la sua età, è gente che sprona anche i giovani a tirare su. Sicuramente ho messo del mio nella mia esperienza calcistica e con la loro collaborazione stiamo facendo bene. D'altronde in 2 anni siamo in eccellenza e ne sono orgoglioso. Speriamo di far bene anche quest'anno. Il prossimo anno, chi lo sa, insomma, quest'anno che è il terzo anno potrebbe succedere qualcosa di piacevole, insomma, se tutto gira per il verso giusto. Abbiamo pronto il contratto, è solo da firmare, non lo lasciamo scappare per il momento. Perfetto. Passiamo un attimo a vedere un servizio sugli over, un big match, Pizzeria da Pippo contro Evraz. Via il servizio. Siamo con Mister Carlini, questo pareggio 2-2, come hai visto la partita? Ci fai due battute? Ma la partita è stata secondo me una buona partita fra 2 buone squadre. Noi dell'Evraz incontravamo una delle migliori formazioni che tra l'altro è finita in finale l'anno scorso, quindi eravamo un po' prima preoccupati di affrontarli, dopo man mano che è andata avanti la gara abbiamo preso un po' di fiducia e abbiamo avuto le nostre occasioni come l'hanno avute loro. La partita è finita 2-2, secondo me è il risultato alla fine corretto, anche se loro erano andati avanti di 2 gol, però ci abbiamo creduto fino alla fine, 2 minuti alla fine è venuto un pareggio secondo me meritato, fare 2 buone formazioni. Ok, siamo con Mister Alessandro Menon, ci racconti questo 2-2 pareggio interno? Sì, è stata una partita a mio modo di vedere il primo tempo equilibrata, con 2 occasioni, una per parte, con 2 buone parate dei portieri. Poi invece il secondo tempo decisamente meglio noi, a mio modo di vedere, e siamo andati in vantaggio, sul doppio vantaggio potevamo anche chiuderla perché abbiamo avuto altre 2 occasioni per chiuderla e dopo purtroppo abbiamo abbassato un po' la guardia alla fine, prima sul calcio di punizione, dopo su un contropiede che sul 2-1 non si dovrebbe prendere, hanno fatto il 2-2.
Rieccoci in studio, Simone Grando. Negli ultimi anni, come sentivamo prima, la rosa è stata ringiovanita. Cosa vuol dire per un ragazzo come te affrontare un campionato amatoriale? Ovvero, come mai la scelta di partecipare a un campionato amatoriale? Intanto, personalmente, diciamo che ho preso una scelta, diciamo, anche riguardante anche il mio futuro. Visto che studio all'università, ho detto quest'anno la prendo con calma, cerco di finire gli studi. Comunque il campionato non è stato preso con sottovalutazione, cioè non è stato sottovalutato, anzi ci sono molte buone squadre, noi abbiamo fatto un buon campionato. Comunque io ho visto che negli ultimi anni, da parte mia, ma anche da parte comunque dei ragazzi di Faedis in cui siamo, purtroppo non siamo stati supportati molto a livello giovanile. Comunque la scelta è stata quella magari o di non impegnarsi più di tanto, o comunque di cercare di continuare a giocare a calcio, a giocare nella squadra del proprio paese con appunto un gruppo di amici, ecco, questa è la realtà dei fatti. Comunque non sottovalutiamo appunto il campionato, pur essendo amatori, anche se abbiamo giocato seconda categoria, terza categoria o juniores, comunque noi la prendiamo come l'abbiamo sempre presa negli anni scorsi. Tu sei un cursore di fascia, mi dicono, no? Sì. Preferisci fare la fase difensiva o la fase offensiva? Io preferirei fare la fase offensiva. All'ultima partita mi è capitato di fare un po' il contrario. Comunque quando gioco sì, cerco di impegnarmi come sempre, dopo lascio spazio a lui che finisce di fare l'opera. Lui è finalizzatore. Finalizzatore, ecco. E lunedì scorso avete vinto a Sedilis, no mister? Sì. Com'è stata la partita in sintesi? Ma la partita non è stata male, anzi hanno fatto una bellissima partita. L'unica cosa che ci manca ogni tanto è quella di concludere o di chiudere la partita, perché se noi avessimo chiuso la partita non ci saremmo trovati nella difficoltà, dopo ci hanno un po' aggrediti, perché Sedilis non è da sottovalutare, è una squadra molto compatta, molto coriacea e non molla mai, e difatti abbiamo rischiato anche all'ultimo, nonostante l'ultimo abbiamo avuto 2 o 3 occasioni, ma non siamo riusciti a concretizzare perché con quella di avere la premura invece di avere la tranquillità. Però bene, insomma. Un'ultima domanda a Giuliano Lazzaro, in qualità di presidente, di veterano, eccetera. Qual è la più grande soddisfazione amatoriale che ti sei tolto? Oppure qual è quella che, magari questa è una domanda che giro a tutti voi, vorreste togliervi? Beh, diciamo che già il fatto di essere arrivati in eccellenza quest'anno è una grossissima soddisfazione. Il fatto che tante persone insomma, ci seguono è un'altra grandissima soddisfazione, perché questo vuol dire insomma, che stiamo facendo un buon lavoro, che non è solo un lavoro tecnico nel campo, ma anche un lavoro di gruppo, insomma. No? Chiaro, la soddisfazione sarebbe di fare quello che ha fatto il Ziracco quest'anno, insomma, questo sarebbe l'apice della soddisfazione. Gabriele, per te invece la soddisfazione... Beh, sicuramente sportivamente puntiamo a crescere sempre di più, insomma siamo arrivati fino qua, abbiamo tanti giovani, per cui secondo me la squadra ancora per un po' di anni riuscirà a stare ad un buon livello. Quello che ci poniamo anche come gruppo è di riuscire a fare qualcosa di buono anche per la comunità, cioè già il fatto di avere, ad esempio noi abbiamo rifatto il manto sportivo del campo, per cui è stato un impegno sia economico che poi fisico per fare questo lavoro. Siamo orgogliosi di questo perché il campo è comunale, per cui diciamo che può essere a disposizione di tutti, e quindi magari pian piano ogni anno porsi un obiettivo anche al di fuori dell'ambito calcistico potrebbe essere una cosa interessante che insomma ci dà un po' di soddisfazioni. Velocemente Simone, per te un'ambizione così a livello amatoriale? Cito Guidolin, intanto i 20 punti e dopo ti divertiamo. Si vedrà. Il mister invece cosa dice? Ma il mister dice 2 anni buoni, quest'anno un anno di studio, perché l'eccellenza gli ho detto dall'inizio che non è una passeggiata, e quindi se quest'anno facciamo molto bene, che arriviamo nelle prime 4 o 5, il prossimo anno possiamo puntare a qualcosa di più in alto, perché quello che può succedere quest'anno può succedere però. Bene, siamo andati come sempre un po' lunghi, ringraziamo tutti i telespettatori, vi auguriamo una buona serata e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.